In diretta come di consueto dalla sede della Protezione Civile del Veneto, sede dell'unità di crisi, e proprio pochi minuti prima che iniziasse la consueta conferenza del Presidente Zaia si è avvertita la scossa di terremoto che c'è stato in Croazia. Il Presidente quindi ha dovuto abbandonare la stanza per andare ad eseguire dei sopralluoghi e a tenere la relazione quotidiana. Ci sono stati il Segretario Generale della Sanità Luciano Flore e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Che cosa è emerso? È emerso, si è cercato di analizzare la situazione dei contagi in Veneto e sperano, dovrebbe arrivare in giornata una circolare dal Ministero, che i test rapidi siano validati e quindi non debbano essere confermati con i molecolari. Questo che cosa permetterebbe? Permetterebbe di intensificare lo screening e quindi poter fare più tamponi e isolare più positivi possibili. Quando si dice che noi abbiamo una percentuale alta di positivi ai tamponi, è vero? È vero che abbiamo... perché i test di conferma del tampone rapido che abbiamo tutti i giorni e è nell'ordine delle migliaia, perché non è nell'ordine delle centinaia. Allora noi sui 3.000 mediamente pazienti positivi che abbiamo al giorno, e questo deriva dal tampone molecolare utilizzato da solo in prima battuta, sono poche centinaia. Noi da qualche giorno, almeno 10 giorni, oscilliamo sul numero di malati che è sempre intorno ai 2006, tra il 2005 e il 2007 per la precisione. No? Sono ormai più di 10 giorni che siamo lì fermi. Noi ci aspettiamo anche magari che anche in ragione della chiusura che c'è un po' generalizzata in questo momento, questo numero si stabilizzi o vada in calo. Da quella circolare ministeriale io personalmente mi aspetto che venga tolto l'obbligo di conferma del test rapido col test molecolare, libereremmo una quota di tamponi molecolari che potremo utilizzare in altro modo e magari potremmo anche rivedere con la frequenza dei testing il nostro piano di sanità pubblica per fare un'azione di screening ancora più incisivo di quello che stiamo facendo. Vedremo qual è l'esito di questo periodo di para-lockdown e quando saremo all'Epifania vedremo come siamo messi. Io credo che se ci sono le condizioni non servono né leggi speciali né nuove interpretazioni, ma è in automatismo applicare il regolamento e se riuscirà che come il regolamento ci ha fatto zona gialla, lo stesso regolamento dovesse farsi zona arancione o altro, noi accetteremo come abbiamo sempre accettato la classificazione che ci viene posta. C'è anche un'altra novità, a breve sarà possibile eseguire il tampone rapido in farmacia, assenza impegnativa del medico di base per tutti coloro che vorranno fare una verifica al prezzo di 26 euro. Voi sapete che avevamo iniziato il percorso con le farmacie e abbiamo fatto una serie di incontri. Il protocollo cosa prevede? Che ci sia un'adesione volontaria, quindi le farmacie che intendono aderire a questo protocollo su base volontaria